Ringraziamo Francesco Tonizzo per la diretta Facebook, sulla pagina della Libertas Martignato, anche YouTube, su BHTV e Fuji Sport Channel. Però, caro Presidente Buffoni, mi sento dovere, sono anche un po' emozionato, no? Perché se siamo qui grazie a una persona che è il Presidente Bernardino Ceccarelli. Saluto la signora in sala, sono un po' in difficoltà, però dobbiamo fare un grandissimo applauso anche a lui. Sono state per lo stesso settimane un po' difficili, perché anche il nostro coach ha avuto una perdita. Ci siamo stretti come famiglia sportiva, ma anche come famiglia di comunità attorno alla famiglia, scusa il gioco di parole, Ceccarelli. Però grazie, perché dobbiamo parlare di volley adesso. Grazie per l'ospitalità, grazie per averci dato questa opportunità di essere qui e di tenere a battesimo questa nuova squadra. Bene, grazie, buongiorno, bentrovati. Grazie alla Libertas per aver scelto uno dei luoghi più belli della nostra comunità. È un piacere essere qui, mi aggancio anch'io al ricordo del Presidente, quando occasione lo ricordo sempre con stima e con affetto. E mi unisco al ricordo anche del papà, del mister, perché insomma è stato un momento difficile, però per fortuna si riparte, domenica si in campo e quindi si può guardare avanti con speranza e con gioia di ritornare alle attività di base. Porto i saluti dell'amministrazione comunale. Il sindaco quest'oggi non può essere presente perché ad un incontro istituzionale mi ha pregato di salutarvi con tanto calore, di farvi un grosso in bocca al lupo. Oltre a me sono presenti quest'oggi la vice sindaco Antonella Orzan, il consigliere Sergio Di Benedetto, il consigliere Stefano Pagnuti, il consigliere Antonino Polizzotto, il consigliere Giancarlo Saro e l'assessore Merluzzi Giulio, e prima era presente anche l'assessore Angela Novello. Quindi siamo veramente in forza qui per farvi un grosso in bocca al lupo. Oggi è anche una giornata molto particolare perché riprendono le attività scolastiche e qui voglio fare un ringraziamento ufficiale pubblico agli uffici comunali, al sindaco e alla vice sindaco, perché si sono dati veramente tanto da fare per gestire al meglio in sicurezza tutte quelle che sono l'applicazione delle norme anti-Covid. Veramente abbiamo fatto un lavoro di squadra eccezionale, perché non era scontato riuscire a presentarsi in maniera precisa e puntuale per l'avvio delle lezioni scolastiche. C'è da dire che questa amministrazione fin da subito dall'inizio del mandato ha dato priorità a una serie di investimenti pubblici in ambito sportivo. Alcuni riguardano anche la Libertas Martignaco. L'anno scorso siamo intervenuti sul parquet della palestra, rifacendolo, rinnovandolo, quindi mettendo un parquet di ultima generazione, ed era un lavoro da fare perché era da quando la palestra era stata costruita che non si interveniva sulla base in cui gli atleti si allenano ogni giorno. Sono partiti i lavori di rifacimento della palestra delle scuole di Via Udine, quindi un investimento importante di oltre 2 milioni di euro. È partito in questi giorni il campo in erba sintetico nel polisportivo comunale e entro l'anno verrà affidata la progettazione per il sesto lotto del polisportivo, e qui riguarda voi perché c'è anche l'ampliamento della palestra. Quindi una di quelle richieste che era stata fatta dalla Libertas appena avevamo vinto le elezioni era quello appunto di creare un'area ospitalità, un magazzino con delle palestre eccetera, e quindi stiamo procedendo anche in quest'ottica. Pensiamo che queste 3 opere sono circa 4 milioni di euro, sono degli investimenti importanti. Ci sarà da soffrire in questi mesi perché appunto la palestra delle scuole non è agibile ovviamente, e ringrazio anche il presidente Fulvio Buffoni, che ci siamo sentiti in questi giorni, ha trovato degli spazi per alcune società locali, lo ringrazio veramente di cuore perché gli spazi che avete lì sono veramente molto esigui, e ha fatto veramente un lavoro eccelso nel trovare questi spazi. Io voglio farvi un grosso in bocca al lupo, saremo sicuramente presenti a tante partite come abbiamo sempre fatto per tifare per voi, e ci vediamo il 27, se non erro, per la prima in casa. In bocca al lupo a tutti, grazie. Assessore, speriamo che ci sia un'apertura, no, degli impianti in modo tale che tu possa essere presente, perché eri sempre presente a fare per le ragazze. Presidente Buffoni, allora benvenuto e grazie anche a te per la tua presenza. Magari io ti dico questo: la presentazione della squadra la lasciamo a Coach Gazzotti, spiega, no, i motivi del tuo insediamento in collaborazione con il presidentissimo Dino, e poi anche ieri che hai presentato alla presentazione dei campionati a Bergamo, no? Se ci puoi dare qualche info.
Bene, buongiorno a tutti innanzitutto, doveroso ringraziare l'assessore e l'amministrazione per l'ospitalità che ci hanno riservato in questa location che per noi nel comune di Martignaco è un orgoglio, quindi siamo fieri di presentare la nostra squadra in questo sito. Certamente, come tu hai detto Max, siamo qui per parlare di sport finalmente. Certo, dove e passione lui riuscisse da solo a gestire il tutto. E oggi sto provando e toccando con mano, veramente, e mi convinco ancora di più che Bernardino Ceccarelli era veramente clonato, perché le cose da fare sono tante e lui ci riusciva molto bene. Ha saputo anche organizzare una struttura di dirigenti che sa come lavorare e sta lavorando con tanta passione ed è un supporto fondamentale per la società. E questo ne va proprio merito a Bernardino e alla sua famiglia, anche a Maria Rosa qui presente. E che dire, parliamo di sport, parliamo di campionato. Oggi mi trovo in una posizione che non è stata fino ad oggi per me usuale, perché ho vissuto le vigilie dei grandi appuntamenti seduto dall'altra parte, seduto dalla parte delle ragazze come atleta, però devo dire che l'adrenalina non cambia, perché anch'io questa settimana, vedendo le porte del nostro primo appuntamento, sto iniziando a respirare questo sapore dell'adrenalina che chi ha fatto dello sport una parte importante della propria vita sa che cosa significhi. Un po' imbarazzante perché da atleta respirare l'adrenalina significa prepararsi mentalmente per poi poter dare tutto. Mi sento un po' imbarazzato perché l'adrenalina sta salendo e io non sarò nelle possibilità di entrare in campo per poter darvi una mano, quindi è una sensazione molto strana questa e mi preparo a viverla seduto dalla parte della dirigenza. Quindi è un'esperienza nuova. Parlando di sport che dobbiamo guardare con un impegno e una concentrazione massima, voglio augurare a tutte le nostre ragazze e alla società stessa che sia un inizio fatto e basato su un sogno che ognuno di noi e in primis le ragazze deve coltivare, perché se noi vogliamo raggiungere dei risultati ci è consentito sognare, perché solamente sognando possiamo lavorare determinati a raggiungere un obiettivo. E mi auguro che voi tutte, come Sprone, quando noi ci addormentiamo la sera, abbiamo l'abitudine di addormentarci pensando alla realizzazione di questo sogno. Nel vostro caso ci sarà la ragazza che si addormenta pensando che la schiacciata sarà nella posizione giusta, la ragazza che deve ricevere, che sarà in grado di volare per poter riuscire a ricevere il pallone, difficilissimo. Quindi questo io mi auguro che sia anche per voi, in modo che l'impegno che ci mettiamo tutti dalla società e voi primi sul campo sia il raggiungimento dei sogni che tutti noi è giusto che abbiamo e che riserviamo all'interno di noi. Non voglio prolungarmi oltre, perché voglio dare la parola al coach Gazzotti, il quale ha
in affidamento tutte queste belle, brave ragazze per presentarcele una a una, tutti curiosi di conoscerle, e mi permetto di farci un in bocca al lupo a noi stessi. Grazie Press. Coach, allora, prima del tuo intervento hai indossato la giacca per non sfigurare accanto all'assessore al presidente, giusto? Me l'ero dimenticata. Quindi presento le giocatrici. Per il microfono così si sentono anche da casa. Innanzitutto devi dirci qual è l'obiettivo stagionale, no? E dopo chiama qui fuori ogni ragazza in modo tale che anche da casa la possano conoscere e vedere. Allora, l'obiettivo stagionale, anzi facciamo un passo indietro. L'obiettivo primo è quello di riprendere a giocare, perché siamo stati 6-7 mesi senza farlo, e per noi 6-7 mesi senza giocare sono litri di sangue che escono dal corpo, perché non si riesce a non farlo. Quindi fra 3 giorni riprendiamo a fare quello che la nostra passione ci obbliga a fare, ed è quello di ritornare a giocare. L'obiettivo stagionale, insieme adesso io faccio riferimento a Ceccarelli perché questa squadra è stata costruita a giugno, era quello di ogni anno fare un passettino in avanti, migliorare la nostra posizione. Questo è il terzo anno che Martignaco partecipa alla A2. Tutti e 2 gli anni abbiamo conquistato la salvezza in anticipo andando nella pool promozione, quindi questo vorrebbe diventare l'obiettivo principale, cioè quello di continuare su questo trend. Dopodiché il passettino in avanti che magari noi ci auguriamo e per il quale stiamo lavorando sarebbe anche quello di partecipare ai playoff, perché il primo anno siamo andati in pool promozione, ma eravamo una new entry, eravamo una sorpresa, quindi poi ci siamo stabilizzati lì. L'anno scorso non abbiamo avuto la possibilità di provarci perché sappiamo bene come è andato a finire. Quest'anno, sempre situazioni virus permettendo, vorremmo provarci, quindi sappiamo che non è semplice, perché ovviamente questo obiettivo se lo pongono in tante e non tutte ovviamente ci arrivano, però noi stiamo lavorando 6-7 ore al giorno tutti i giorni per provare a raggiungere questo obiettivo, che era quello che io e Ceccarelli ci eravamo imposti all'inizio della stagione. Quando era con la presentazione della ragazza? Sì, volentieri. Allora, comincio. Vabbè, do io una. Sì, allora partiamo con il capitano, che è Giulia Pascucci, che si alza in piedi e acquisirà. Ah, viene anche qua proprio. No. Ah, ok, perfetto. Scusate. Giulia, passa dietro al corso e vai vicino al presidente. Sì, lei è arrivata da noi la stagione scorsa a gennaio, quindi ha vissuto la stagione, un pezzo di stagione piccolo, perché poi ovviamente dopo è stato sospeso tutto, però fa parte di quelle giocatrici che erano già presenti anche la stagione scorsa. Poi il vice capitano, che è Cristina Fiorio, anche lei è una veterana, perché comunque era già presente con noi anche l'anno scorso, viene da Torino, bravissima, bellissima, simpaticissima, non si arrabbia mai, quindi perfetto. Poi continuo con le altre 2 veterane che erano, chiamo veterane, ma erano qui poi da una stagione sola, però insomma che facevano già parte della nostra squadra l'anno scorso, che sono il palleggiatore Roberta Carraro, come? Io e lei.
Almeno da fuori. Sì. Scusa, cosa ha chiesto l'assessore? Se io e Roberto non litighiamo mai. Cioè, non da fuori si vede. Sì, ma parla il microfono, assessore, così si sentono anche da casa. C'è qualche scatto di Giacomo Lodolo che in sala, no? Che vi vede un po' così discutere durante le partite? Il nostro è uno scambio di vedute, cioè in fondo c'è proprio sentimento, cioè che esteriormente magari manifestiamo. No, allora devo riconoscere che da sempre il palleggiatore spesso è una delle mie non vittime, però insomma persone con la quale me la prendo perché so che l'importanza di quel ruolo lì è fondamentale. Io in passato sono stato palleggiatore, quindi ho esigenze molto alte spesso, però Roberta ha una caratteristica che si sposa perfettamente con il mio carattere, cioè che lei è un'incassatrice, lei incassa, poi manifesta in altre sedi, in altre situazioni, però è una, che da quel punto di vista lì si sposa perfettamente col mio brutto carattere, perché a volte anch'io eccedo e magari fatico a trattenermi, però alla fine se siamo ancora qua significa che, come per tutte le altre ovviamente, perché non è che lo dico solo con lei, la stima e il rispetto hanno la priorità rispetto alla scelta sbagliata che ogni tanto fa. No, bravo. E l'altra veterana è Michela Rucli, centrale, che è stata un po' l'anno scorso la rivelazione, cioè era partita a fari spenti, poi si è guadagnata lo spazio e l'importanza che ha avuto nella stagione scorsa. Io e lei litighiamo spesso per il suo braccio, il responsabile del suo braccio, però poi alla fine mettiamo tutti d'accordo ogni volta che mi stampa a terra 3 o 4 muri, allora io sopporto, faccio finta di niente e per me va benissimo. Lei gioca centrale, è una delle friulane perché è di Remanzacco. Poi passiamo quindi al reparto novità, cioè quindi alle nuove arrivate. Partiamo dalla straniera, dalla croata, viene dalla Croazia, da Spalato, Barbara Dapic. Lei è una delle ragazze nuove e come tutte le ragazze nuove, in particolare essendo anche di un'altra nazione, spesso ci si mette tempo, ci si impiega tempo per entrare nel DNA della squadra, del gruppo e di tutto quello che fa parte della dinamica di squadra. Lei è stata molto brava perché da subito lo ha fatto nei primi giorni, quindi è una ragazza che si è integrata benissimo, ha qualità del lavoro come tutte le altre e non è scontato in giocatrici che vengono da nazioni estere, perché spesso magari vengono a fare le dive e lei invece si è messa a disposizione della squadra, lavora tanto come tutte le altre, quindi reputo che sia stato da questo punto di vista un acquisto indovinato e quindi come per tutte le altre siamo contenti che lei faccia parte del nostro gruppo. Direttamente dalle spiagge di Genova arriva Viola Tonello. Lei è centrale, viene da Mondovì, una delle società che negli ultimi anni in A2 ha sempre vissuto da protagonista, e lei quest'anno ha scelto di venire da noi perché ha individuato nel nostro gruppo, nella nostra società, la volontà di fare quel salto di qualità e di essere protagonista, quindi è venuta come tutte le altre a fare la protagonista. Ha voluto venire qui per fare la protagonista e noi ci auguriamo che questa stagione noi la vivremo come protagonisti e come squadra che si toglie le più ampie soddisfazioni possibili. Andavo per anzianità, Rossetto, giusto? Sì.
Sì. Lei è Aurora Rossetto, è una schiacciatrice, viene da Padova, Vicenza, Padova, provincia di Padova. Lei è correggimi perché magari dico delle stupidaggini, lei è al primo anno di A2, è la prima esperienza che lei ha in questa categoria. Io credo che per quello che fino adesso ha dimostrato possa tranquillamente farvi parte, credo che potrà essere assolutamente utile alla nostra causa e alla nostra stagione, quindi come per tutte le altre faccio un applauso anche a lei perché si è messa a disposizione del gruppo e sta ottenendo risultati anche personali a livello di tecnica individuale che per me sono assolutamente positivi. Chi c'è, Dalila o Francesca? Dalila. Lei è Dalila Modestino, viene da Avellino, per gli amici lei è Pina, quindi il nostro marchio, per noi lei è Pina. Lei è in centrale, anche lei è la prima esperienza in A2, ha sempre giocato in categorie inferiori alla 2 ma B1 e B2, quindi comunque di ottimo livello, e anche per lei vale lo stesso discorso che io ho fatto per Aurora. Assolutamente si è messa a disposizione del gruppo, della squadra, fra l'altro è entrata nelle grazie di tutta la squadra perché è un po' il riferimento di tutte, cioè quando c'è da prendere in giro qualcuno prendono in giro lei è fantastica perché so e la prende benissimo, e sono sicuro che però avrà poi le sue belle occasioni per rifarsi su chi di loro magari esagera. Capitano in primis, giusto? Io la prendo in giro, è tutta la mia ala. Ah, ok, perfetto. Quindi un applauso anche per Dalila. Poi c'è Francesca Cerruto, cui bisogna fare alla fine un doppio applauso perché lei da Massona ha scelto di venire da noi, quindi questo è un sinonimo di... Cioè, se fosse qua Ceccarelli sarebbe cresciuto di 20 centimetri, quindi no, lei fa il libero, è venuta a comporre la coppia di liberi insieme poi a Serena che presenterò dopo, al di là delle battute che non me ne vogliono i sostenitori e gli amici di Termasson, era solo semplicemente una battuta, però il fatto che abbia scelto di venire da noi ci fa estremamente piacere perché comunque significa che ha visto e notato che insomma magari qui poteva proseguire il suo percorso e avere la possibilità di crescere e di farsi una o due, quelle che saranno stagioni, divertendosi e aiutando il gruppo a raggiungere il nostro obiettivo. Grazie. Ora entriamo nel reparto giovanissime. Federica. Lei è Federica Braira, altra friulana, addirittura udinese, lei è di Colloredo, grazie. Lei fa la palleggiatrice, anche lei ha scelto di venire da noi, l'anno scorso giocava qui a Udine in B1 nel volley basso, ha scelto di venire da noi perché avrà fatto gli stessi ragionamenti di cui facevo prima per Francesca, quindi ha voluto sposare il nostro progetto, si è calata nel ruolo alla perfezione, mi dice che si sta divertendo tanto e noi siamo contenti che lei si diverta tanto, io sono contento che lei si diverta tanto, perché se uno affronta la stagione e tutti gli ore di allenamenti che facciamo divertendosi, significa che ha lo spirito giusto. Bravo Federico. Non sono capace di fare l'accento romano, ma direttamente da Roma arriva Serena Scognamillo. Lei è uno dei nostri due liberi, viene da Roma, nonostante la giovane età, lei è un 2001, ha già avuto esperienze comunque in A2, l'anno scorso giocava a Sassuolo,
viene da una scuola romana del volley rock, che è una fucina di talenti, quindi è una giocatrice che ha talento, che ha futuro, come io mi auguro e spero per tutte le altre. Anche per lei va lo stesso discorso, ha scelto di venire da noi. Lei, la sua è stata in assoluto la trattativa più rapida che io e Ceccarelli abbiamo fatto, perché dal martedì al giovedì io mi ricordo che avevo avuto una diretta con Max e avevo fatto finta di niente, avevo già contattato Serena, il giorno dopo avevamo già chiuso la trattativa. Significa che ovviamente noi l'avevamo scelta e lei non ci ha pensato neanche un giorno per decidere di venire da noi, e questo soprattutto a Ceccarelli ha fatto enorme piacere, perché per lui chi sceglie di venire a Martignacco deve farlo con la volontà e la voglia di venire qui senza stare a pensare a troppe cose, e lei l'ha fatto in una giornata. Le altre l'hanno fatto in poco tempo di più, quindi tutte sono state, e mi ricordo che una delle prime cose che Ceccarelli mi disse alla fine del mercato, cioè quando avevamo già stabilito la squadra, mi disse: sono contento perché quest'anno, al di là di quelli che saranno i risultati i risultati finali, i risultati delle singole giocatrici, abbiamo scelto delle giocatrici che hanno voluto venire a Martignacco in breve tempo, quindi vuol dire che sono contente di venire qua e sono le giocatrici che io preferisco, mi disse. Quindi un applauso anche se ultima, ma non ultima, beata lei che è ultima perché è la più giovane, è Sara Cortella. Anche lei viene da Roma, quindi abbiamo una forte influenza romana della capitale quest'anno. Lei è giovanissima, viene dalle giovanili del Sandonà, dell'Imoco Sandonà. Anche lei ha scelto di venire da noi, magari anche per una situazione familiare, nel senso che uno dei due, non so quale grado di parentela esatto sia, friulano, e quindi ha scelto di venire da noi, e va lo stesso discorso che ha fatto per tutte le altre. Lei è giovanissima, però ha già una ottima cultura del lavoro, perché viene da società dove si lavorava parecchio, e quindi, come per tutte le altre, sono estremamente contento del fatto che lei sia venuta a giocare con noi, che faccia parte del nostro gruppo. Lei avrà, come le più giovani, i più alti margini di miglioramento, perché essendo giovane l'età gioca a suo favore. Anche per lei il primo anno che fa parte di una secondo, vedi, lo sapevo, e prima o poi dovevo cadere, però anche lei si è subito calata nella nostra realtà, ci è messa a disposizione, e sono estremamente contento che anche lei faccia parte del nostro gruppo. Magari mi ripeto, ma sono sempre felice. Presento anche lo staff, se magari tutti in una volta. Allora, quest'anno abbiamo una figura dello staff che ha un doppio incarico, che fa sia il secondo allenatore che il preparatore atletico, che è Nicolas Rosalén, che verrà seguito dal nostro super grande fisioterapista, che è Luca Fontanini, figura imprescindibile e il preferito in assoluto dalle squadre, dalle giocatrici, perché farsi coccolare il fisioterapista è una delle qualità preferite da tutte le giocatrici. Quest'anno abbiamo una novità per quello che riguarda il reparto scouting, che è Roberta Peressin. Daniela fa parte del gruppo, non so se Daniela fa parte dello staff o del gruppo dirigenziale, comunque c'è anche Daniela Puppo, che sarà il nostro dirigente e accompagnatore, quello che ci accompagnerà in trasferta, e che anche lei parteciperà nel coccolare tutte le giocatrici. Aiutatemi se ho dimenticato qualcheduno, basta così. No. Esatto. Grazie, allora. Potete andare a posto? Come a scuola. Ti rubo solo 30 secondi. Io chiamerei Michela e poi anche Francesca. Venite fuori di nuovo, ragazze, per favore.
Perché Press devi anche ringraziare tutti gli sponsor che danno una mano alla società, no? E anche perché, andate un po' davanti magari, così vi fate vedere dalla telecamera, sono le nuove magliette Press, giusto? Assolutamente sì, grazie che mi hai dato il là, perché il ringraziamento è doveroso per tutti gli sponsor che ci supportano. Guai se non avessimo la fortuna di avere tutte queste aziende, in primis i main sponsor che è l'Itas e Citafiera, e dopo sulle magliette possiamo osservare la vicinanza che riusciamo a raccogliere dalle attività commerciali del nostro territorio, che sempre più pensano e ci danno la fiducia che il nostro sport possa essere veramente un mezzo di comunicazione importante. Ecco, quindi non li elenchiamo uno a uno, ma diamo la visibilità per poter, ecco, girateli così riusciamo a vedere anche la parte degli sponsor, anche sulla parte del retro. Però c'è soprattutto quello sotto numero 8, no? Giusto? Ma non possiamo assolutamente, certo il supporto, anche questa è un'azienda che è sempre stata vicina al territorio, devo dire, è lo sponsor con il quale nel 1977, dico bene Maria Rosa, è nata la Libertas Martignacco, quindi è un obbligo per questa azienda essere sempre presente e continuare a dare supporto. E ancora di più perché è un periodo difficile, che questo Covid ci ha accompagnato, e con tutte le complessità, con gli aumenti dei costi che noi stiamo toccando con mano per l'inizio del campionato, abbiamo bisogno sempre di più di questi supporti, perché altrimenti l'attività potrebbe diventare difficile. Quindi noi ci daremo assolutamente il massimo dell'impegno per poter dare la massima visibilità. Abbiamo ricevuto anche le ultime notizie da parte della Lega che ci daranno una visibilità nazionale per la trasmissione delle partite, e questo non può che farci bene per poter aumentare la visibilità di chi ha fiducia in noi. Quindi ci auguriamo che sempre di più questo ci dia un aiuto concreto, perché di concretezza su questo argomento dobbiamo parlarne. Bene, grazie anche agli sponsor, grazie alle ragazze che ci hanno. Grazie Press, allora non abbiamo dimenticato nulla, dopo la chiusura della diretta invito tutte le ragazze a venire qui a fare la fotografia, metà davanti in ginocchio, metà dietro, con le debite distanze, poi faremo una foto tutti assieme fuori, così non c'è nessun problema di sorta. Coach, e ora sono azzi tuoi. In bocca al lupo. Lo sono da 4-5 anni, da quando anni. Le spalle larghe ce l'ho comunque crepi e vedremo di fare il nostro, come tutte le stagioni. Grazie, in bocca al lupo all'Itas, Citafiera, Martignacco.